Hydro in città non ci vuole più stare, unica speranza la cessione dell'azienda. La società ha confermato l'intenzione di chiudere Bona e Zulian, questo stabilimento deve sopravvivere. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, edizione di giovedì 4 dicembre 2025, notizia che troviamo a pagina 22 del Corriere delle Alpi, articolo a firma di Roberto Curto. L'Hydro qui non ci vuole più stare, più di 3 ore di incontro tra sindacati, RSU e vertici aziendali per sentirsi dire quello che era nell'aria. La multinazionale norvegese ha preso la sua decisione, Feltre non è più strategica. I conti degli ultimi 3 anni sono stati cattivi e l'indice di produttività è basso. Il futuro dell'ex metallurgica è quanto mai incerto, appeso a una non meglio precisata disponibilità al confronto manifestata dall'azienda. Ed è su questa disponibilità al confronto che si giocherà nei prossimi mesi il ruolo di lavoratori, sindacati e istituzioni, con l'obiettivo di preservare il sito produttivo con i suoi operai all'interno. L'unica strada davvero praticabile, anche se ieri nessuno l'ha ufficialmente evocata, è la cessione a un altro operatore del settore dell'alluminio. Non è granché, ma è abbastanza per non dichiarare chiusa la partita e decidere di rimuovere il blocco ai cancelli durato 6 giorni e riprendere la produzione fin da questa mattina. È l'esito del confronto avvenuto ieri mattina nella sede feltrina di Confindustria, con una coda in municipio dove il sindaco Fusaro ha convocato tutte le parti per essere informata sull'esito del faccia a faccia e per prendere a sua volta posizione e delineare una strategia insieme ai lavoratori. Con il primo cittadino c'erano il vice Claudio Dalla Palma e l'assessore Maurizio Zatta. Nutrita la delegazione di Hydro, inviata in città a fare il lavoro sporco, ovvero comunicare ai lavoratori di Feltre quanto deciso ai piani alti, ancora più alti della multinazionale. Alla base ci sarebbe una contrazione del 20% del settore alluminio a livello europeo e Hydro ha la necessità di chiudere degli stabilimenti per ridurre la produzione dell'11%. 5 le fabbriche individuate in Europa, compresa l'ex metallurgica, che ha i conti in rosso e gli indici tra i più bassi. Si tira una riga, come avviene quando l'unica logica che sta alla base delle scelte sono i freddi numeri. Secondo Hydro, per ridare competitività allo stabilimento di Feltre servirebbero 35 milioni che alla multinazionale certamente non mancano, ma che non ha intenzione di investire. Eppure le RSU aziendali hanno spiegato bene ai loro interlocutori che il progressivo depauperamento delle potenzialità produttive dello stabilimento cittadino va interamente ascritto alle scelte dell'azienda. In 3 anni hanno mangiato la fabbrica, ha detto Mauro Zulian della FIMCISL, rivolgendosi ai lavoratori subito dopo la fine dell'incontro. Hanno spostato i volumi da altre parti e ora vengono a dire a Feltre che i conti sono brutti. Questo lo sapevamo anche noi, glielo avevano detto i sindacati, le RSU glielo hanno detto ripetutamente che così non si poteva andare avanti. Ora si mettono i conti di Feltre a confronto con quelli di altri stabilimenti, ma noi gli abbiamo dimostrato che se vi avessero fatto lavorare come sempre voi avete lavorato, i conti sarebbero stati in ordine. Ci hanno detto che la colpa non è dei dipendenti ma è colpa del mercato, ma noi non ci stiamo, la colpa è dell'azienda. E a proposito di Hydro, 6 giorni di stop alla produzione, oggi si ritorna al lavoro, Feltre l'unica a scioperare, si rimuove il presidio davanti al cancello e stamattina si torna al lavoro. In questi 6 giorni di sciopero avete dimostrato una forza e una dignità che meritano il nostro applauso e il rispetto di tutti. Sindacalisti e RSU si presentano ai lavoratori pochi minuti dopo aver congedato la delegazione di Hydro. C'è chi ha la voce rotta dall'emozione, chi ha gli occhi lucidi e chi qualche lacrima la versa su quel giubbotto arancione indossato con orgoglio durante i giorni del presidio. Il resoconto dell'incontro è quello ottenuto, ma c'è ancora la voglia e la forza per lottare, anche tornando in fabbrica. Altro approfondimento del Corriere delle Alpi in merito alla manifestazione, alla situazione difficile di Hydro e dei suoi dipendenti, la crisi dell'ex metallurgica, la cronaca della giornata, prima il corteo, poi l'attesa insulti alla delegazione. Al termine dell'incontro in Confindustria, le urla contro il van dai vetri oscurati, il sindaco chiede inutilmente di entrare per un saluto e la consegna di un foglio. Una mattinata lunga, aperta dal corteo di lavoratori che dalla fabbrica si muove a piedi attraversando il centro per raggiungere la sede cittadina di Confindustria e che si chiude con le imprecazioni dei dipendenti contro la delegazione di Hydro guidata dalla vicepresidente dell'area Sud Europa Ana Vázquez Aviles, che lascia il luogo dell'incontro a bordo di un van con i vetri oscurati. Qualche insulto e lo slogan "vergogna" erano il minimo sindacale che si potevano aspettare, restando in tema di lavoro. Una giornata faticosa sul piano umano e mentale che si è davvero conclusa attorno alle 15, quando i dipendenti, rincuorati
in sala degli stemmi dal sindaco Viviana Fusaro, che li ha spronati a tenere duro, sono rientrati a casa. Da oggi comincia una nuova fase della lotta, forse ancora più difficile. Narta all'oscuro delle scelte compiute dalla multinazionale, il 10 ottobre il direttore aveva presentato domanda di ampliamento, la sindaca Fusaro no alla chiusura, trovare soluzioni per salvare i posti di lavoro. Non è mancato il momento imbarazzante durante il tavolo che il sindaco Viviana Fusaro ha convocato in sala giunta per conoscere l'esito dell'incontro sui destini dello stabilimento Hydro di Feltre. È stata l'occasione per chiedere conto della richiesta di ampliamento della superficie produttiva del sito presentata da Hydro il 10 ottobre e firmata dal direttore dello stabilimento Fabiano Nart, il quale ha dovuto ammettere di essere all'oscuro, che non solo la multinazionale non aveva intenzione di rispettare il piano di sviluppo per Feltre pianificato alcuni anni fa, ma che addirittura era stata decisa la chiusura. In ogni caso l'occasione è stata utile per ribadire il ruolo che il comune vuole rivestire nella vicenda. Ho convocato l'azienda insieme alle sigle sindacali, ha dichiarato la sindaca a margine dell'incontro, non per discutere sulla chiusura ma per valutare insieme le ipotesi che possano portare in una soluzione definitiva in grado di salvare lo stabilimento e i posti di lavoro. Mi auguro che il confronto avviato produca risultati concreti e apra un dialogo franco e continuo con l'azienda, un dialogo che abbiamo cercato fin dall'inizio del nostro mandato, quando abbiamo voluto incontrare i rappresentanti per comprendere le loro intenzioni rispetto al territorio e al futuro dello stabilimento. Questa quindi la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Guardiamo la prima pagina del quotidiano bellunese con tutti i suoi richiami, lo vedete in prima pagina ovviamente a pieno titolo. L'Hydro abbandona Feltre, cessione unica speranza. L'approfondimento di Curto lo abbiamo letto e lo troverete da pagina 22 a pagina 23 del Corriere delle Alpi. Altri richiami dalla prima pagina, la foto di copertina, in questo caso una bella notizia che interessa il mondo del calcio di Serie C, vittoria di prestigio per i ragazzi di Bonatti, notte magica per la Dolomiti e l'Inter Under 23 si inchina. Agosti, lo vediamo in questo scatto, esulta dopo la rete all'Inter Under 23. L'articolo di Dapoian da pagina 34 a pagina 35, in questo caso la partita di ieri è stata vinta dalla Belluno Dolomiti per 1-0 contro appunto l'Inter Under 23. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, doveva farla entro 30 giorni, visita di controllo chiesta a gennaio, aspetto ancora. È passato quasi un anno, ma della sua visita dermatologica, che avrebbe dovuto fare al massimo entro un mese secondo l'impegnativa, non c'è traccia. L'approfondimento di De Barba, pagina 25. Fermare i mezzi pesanti durante le Olimpiadi, la richiesta della provincia per tutte le strade del Bellunese. Stoppare durante i giochi tutti i carichi pesanti, quelli oltre le 5 tonnellate e mezzo lungo l'intera rete stradale della provincia, quindi niente Alemagna, niente Statale Carnica, nemmeno la Gordina. La provincia di Belluno lo ha chiesto al tavolo della viabilità olimpica in prefettura con l'appoggio delle categorie economiche. L'approfondimento di Dalmas vi aspetta a pagina 17. La novità, le locomotive elettriche sono arrivate, si parte il 14 dicembre. Il 14 dicembre entreranno in servizio i treni elettrici da Treviso a Belluno, via Montebelluna e Feltre, e da Padova a Belluno. L'approfondimento a pagina 17. Disavventura in galleria a Orte, notizia che interessa sempre chi utilizza il trasporto ferroviario. Bloccati 6 ore nel treno guasto, ci siamo sentiti topi in trappola. Un gruppo di feltrini è rimasto prigioniero in treno nel tunnel di Orte sulla Roma-Firenze, buio, caldo e bagni inagibili. L'approfondimento di Gigi Sosso a pagina 21. Il governo sulla cabinovia Socrepes, opera non prevista. Il governo tira dritto sulla cabinovia. Apollonio Socrepes non era una delle opere previste entro le Olimpiadi, ha detto ieri a Cortina il sottosegretario Morelli. L'approfondimento di Michielli a pagina 29. E il Corriere ci ricorda che mancano 65 giorni alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, l'USL dice no, la Svizzera dà l'ok, ma io voglio morire a casa mia. L'approfondimento di Berlinghieri a pagina 11. E ancora, mamma allontanata dal figlio, è malato, fatemelo incontrare. L'approfondimento di Bicciato lo troverete a pagina 13. E con questo è davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.